Benedica a tutti. Qual è lo stato di salute dell'Italia secondo il nuovo indice BES? Scopriamolo nel suo servizio di Claudia Blesi. Un paese con forti disuguaglianze sociali e incapaci di offrire a tutti i picciotti la possibilità di una scuola giusta, unite alle forti differenze territoriali, si accompagnano la sfiducia verso l'altri, l'aumento della povertà e qualità di travaglio che vascio. Questo è il quadro che si vitti lo passato 11 di marzo a Roma alla presenza di Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, durante la prima relazione sopra l'UBES, benesseri equi e solidali, nuovi indici che si aggiungi all'UPIL dalla valutazione dello stato di salute del paese. L'UBES, creato di CNL e di l'Istat, piglia in esame un insieme di 12 indicatori per misurare il livello di progresso che l'Italia volesse attuare. I principali sono saluti, scuola e travaglio, benessere economico e qualità delle relazioni sociali, sicurezza e ricerca. La crisi mostra tutti i limiti del sistema di welfare italiano. Dalla prima relazione sopra l'UBES, infatti, sino al 2011 quasi la metà della popolazione di almeno 14 anni dichiarava alti livelli di soddisfazione, quota che nel 2012 scendiu al 35,2%, mentre la famiglia non riesce più a fare di ammortizzatori sociali per la difesa dei più deboli, picciriddi, picciotti, vecchi. Tra il 2009 e il 2011 la disuguaglianza di reddito, il rapporto tra il reddito posseduto di 20% più ricco della popolazione e il 20% più povero, acchianò di 5,2 al 5,6% e le forme più pesanti di deprivazioni acchianaro di 4,2 punti percentuali all'11,1%. Aumenta la percentuale di travagliatori che fanno travagli più umili rispetto allo suo titolo di studio, mentre acchiana la mancanza di fiducia degli italiani nel sistema politico e giudiziario. Con il successo elettorale del Movimento 5 Stelle, tornava attuale la questione sullo finanziamento pubblico ai partiti. Sentiamo le riflessioni di Filippo Albamonte. Quando si parla di finanziamento pubblico ai partiti, si pensa sempre alle politici che si mangiano i piccioli e allo fatto che questo succede proprio mentre i cittadini morono di petitto. Il Movimento 5 Stelle combatte una battaglia per fare rispettare la volontà dei cittadini che in 2 referendum si mostrarono a favore della abolizione, ma forse bisogna riflettere meglio sopra la questione. Lo finanziamento ai partiti avesse serve per permettere a tutti i gruppi, magari a chi denichi chi vogliono cancellare lo sistema, di avere un aiuto dello Stato ed evitare che solo i gruppi aiutati dalle grandi lobby o delle multinazionali potessero fare attività politica. Non si può pensare che tutti hanno a disposizione a un testimonio come Beppe Grillo, a così conosciuto e amato. All'inizio perciò ci vogliono tanti sacrifici e tante attività per portare il proprio messaggio ai cittadini. È per questo motivo che non si può pensare che un gruppo di cittadini sconosciuti o un partito unico potesse fare movimento solo grazie a internet. Lo finanziamento pubblico, a così come è fatto, non risolve completamente il problema, perché i piccoli vanno solo alle partite che sono presenti in tale Parlamento, ma siccome i soldi limiti per venire eleggiuto sono troppo alti, forse invece di levare lo finanziamento si potesse solamente abbassare in semmola alle soldi che già c'era alla Camera e allo Senato e permettere alle partite uniche di avere una rappresentanza. Per fare la politica ci vanno le piccoli, fino a poco di cose, delle volantine, alle manifestazioni, gli incontri e via discorrendo. Ora il movimento di Beppe Grillo fa tutto questo con picca piccioli, ma abbiamo a considerare che lo comico è conosciuto e voluto bene di tantissimi cristiani, che mettono a bedducore a disposizione gratis, mensi e travaglio. In pochi parole, tutti noi avessimo a domandare una soluzione per aiutare i partiti unici a fare i propri battagli, magari se non hanno gli aiuti della grande finanza o di una grande struttura organizzata dalla rete internet come la Casa Legge Associati. In tali paesi democratici, onde lo finanziamento ai partiti è picca cosa, come l'Inghilterra o gli Stati Uniti, ci sono gravissimi problemi, perché i partiti pigliano piccioli delle banche, le multinazionali e sono poi costretti a contraccanciare i favori ancora peggio che in Italia.
Siamo sicuri che lo buono senso dei cittadini dei 5 Stelle può trovare la soluzione che leva d'immenso lo schifio della situazione italiana, senza abbassare il livello di democrazia della nostra nazione. Rifugio e pericolo di guerra nella penisola coreana. Vediamo il servizio di salvatore Ciminata. Alcune associazioni pacifiche scenderono dalle piazze della Corea dello Sud per protestare contro gli accordi militari tra le forze di Seul e quelle degli Stati Uniti, che cominciarono lo passato 10 marzo. Per le manifestature a stazione militare non fanno altro che aumentare i problemi che ci sono con la Corea del Nord. Infatti Pyongyang, la capitale del Nord, considerava queste operazioni militari come una provocazione e una vera e propria invasione e si dice pronta a portare guerra in casa di Seul. Lo dittatore coreano del Nord, Kim Jong-un, affermava che il suo paese è pronto a scatenare una guerra totale e considerava annullato l'armistizio che fece finire la guerra tra le due Coree dal lontano 1953 e di conseguenza lo trattato di non attacco del 1991. Della Usabanna, Seul è pronta a rispondere in caso di provocazione da parte del Nord. Le azioni militari che preoccupano la Corea del Nord e che interessano a 10.000 militari della Corea dello Sud e 3.500 americani avessero a durare sino allo prossimo 21 marzo e magari se queste azioni si fanno ogni anno, Pyongyang li vede come una seria amenazza per il suo paese. E a gettare ancora più assai paglia sopra lo fuoco tra le due Coree furono le pesanti multe che le Nazioni Unite dettero alla Corea del Nord, dopo che quest'ultima eseguì l'esperimento nucleare lo passato 12 febbraio, violando i precedenti accordi del 1992. Le relazioni nord-sud nella penisola coreana non sono più reparabili e uno stato assai pericoloso prevale nella zona asiatica, dove una guerra nucleare può esplodere da un minuto all'altro. Questo è tutto questa settimana. Ne vediamo come sempre lo prossimo Venere. Salutiamo!